approvare una legge contro i crimini d'odio significa approvare una legge che tutela tutti. Questa non è una legge sulle minoranze, non c'è nessun panda da tutelare. Stiamo parlando di persone che vengono discriminate semplicemente per quello che sono. E dunque si è visto che in tutti i paesi dove questa legge è stata approvata, oltre ad avere un effetto deterrente, ha prodotto una cultura positiva del rispetto e dell'inclusione. Se qualcuno, perché non ha argomenti, perché hanno solo inventato fake news, scappa dal confronto, ecco, questo francamente è la sconfitta della politica. Se le forze politiche che hanno sostenuto la legge alla Camera lo faranno anche al Senato, cioè se Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, l'EU e Italia Viva, che hanno votato la legge, e alcuni parlamentari di Forza Italia, perché non dimentichiamo che c'è anche un pezzo del centrodestra che l'ha votato, se questi al Senato faranno la stessa cosa, la legge ha i numeri per passare. Io spero e confido ancora che questa possibilità sia scongiurata, perché è il sesto tentativo in Parlamento che facciamo. Non possiamo aspettare ancora 10 anni per avere una legge contro i crimini d'odio. L'Italia è un paese ad alto tasso di omofobia.